Cesare De Michelis lo ha definito il cancro il web, ma è proprio così? No, non è per niente così. Diciamo che può essere il cancro per chi ha la nostalgia del telaio a mano, no? Come c'erano quando ci fu la prima rivoluzione industriale, i luddisti che avevano nostalgia del telaio a mano e si schierarono nelle strade per evitare che passasse il telaio a vapore. Così credo che chi oggi in qualche modo ha delle rendite di posizione da difendere faccia difficoltà a capire quel che il digitale rappresenta. Di sicuro creando una serie di problemi, perché qualsiasi cosa che scardina il preesistente crea anche una serie di problemi. Ma i problemi sono un effetto collaterale, non sono di sicuro l'aspetto centrale di questa, che è una rivoluzione come la prima rivoluzione industriale, che cambia totalmente quel che è stato prima. E come per i luddisti non è servito a nulla stendersi in mezzo alla strada per evitare che i telai a vapore passassero, così non credo che definire la transizione al digitale un cancro sia il modo migliore per affrontarla. Ci sarà un futuro, un domani per la carta stampata? C'è ancora spazio? Ma io credo che il problema sia mal posto, nel senso che la carta stampata è il modo in cui noi siamo stati abituati a conoscere l'informazione negli ultimi 500 anni, ma di sicuro non è un elemento determinante della sua esistenza. Oggi l'informazione viaggia in altro modo e penso che chi si aggrappa alla carta stampata, che sarà superata da quel che sta succedendo, in qualche modo andrà a fondo con essa. Se invece si cerca di capire che siamo in una realtà in cui non è cambiata solo la piattaforma, ma è straordinariamente cambiato anche il fatto che improvvisamente i nostri lettori ne sanno più di noi, come ne hanno sempre saputo, ma ora ce lo possono anche far sapere in modo istantaneo, e si cerca di mettere in discussione con questo nuovo paradigma. Ecco, credo che chi lo fa abbia qualche possibilità di sopravvivere. Chi resta aggrappato alla carta, che sta in qualche modo andando a fondo col paradigma che essa rappresenta, farà più fatica.